Buongiorno Italia. Non vorrei essere maschilista, anche perché diciamo non avrebbe senso sta roba, ma guarda che forte, a sciura guazzica in bocca e a canna da pesca. È già la seconda che vedo che avviene pescare. Ma ripeto, non è questione di essere maschilisti, è questione di rimanere attratti, stupiti da certe diversità dei luoghi, come quella volta in Scozia che c'erano queste signore, che era una cosa normale, dentro al bingo alle 3 del pomeriggio, dentro al pub con 7 gin tonic seccai davanti, hai capito? Ma signore tipo 70-80 anni, e mi non vedevo concettualmente, cioè mia nonna del pub con 7 gin tonic seccai davanti, hai capito? Mia nonna porita. So che è brutto da dire, però la vita di mia nonna è stata sempre casa e campi, hai capito? E quindi se stanno a vedere sta roba, come non vedaria mia nonna, mia mamma o mia zia o chissà chi altro, o la gente del paese, dei dintorni, andare a pescare, quasi già la seconda che, scusa, se parlo in lingua originaria, latina, antica, non ho, è già la seconda donzella che vedo pescare, perché quando mi sveglio dal letto è un po' come durante quelle sedute di ipnosi regressiva, alle quasi credo relativamente poco, ok? Praticamente una specie di ipnosi che ti porta indietro di generazioni, per carità, magari se ci sono anche delle memorie scritte nel nostro DNA, questo può essere. E dicono, dopo ripeto, ci credo poco, visto che chi le fa, diciamo, ho letto qualche libro di chi le fa, ma vabbè, insomma, lascia stare il fatto che credo poco, ti crede anche a Cappuccetto Rosso, ma si diceva che sta gente sotto ipnosi parlava come gli indemoniati, lingue antiche sconosciute che loro non sapevano, cioè a parte magari il cruco, ma parlavano anche tipo latino antico, certe lingue un fiau ostrogote. E mi accompagno di prima mattina, come tiro su, parte le lingue, e parte anche i porchi. Che sboro, guarda, la intabarai su, alle 8 della mattina. Dio caro, a sua età, ai sì e ieri da su. Oh, tazzi che la Marilena mi ha salvato con questi. Comunque dicevo anche a Marco, guarda, no, questo è il secondo oscurante che mi ha rifatto, non quelli della Marilena, quelli della Marilena sono molto robusti. 350 euro per avere queste robe qua. Ragazzi, io non so, cioè, il valore dei soldi, delle cose, cioè uno straccio praticamente, perché è veramente uno straccio come qualità, 350 euro, in nero tra l'altro. Vedi? Il pulmin che sta campeggiando, come quando trovi le vecchie che non prendono il pisello da tanto tempo, o i vecchi stanchi della vita e delle tasse, no? Che si sfogano col camperista che trovano lei non può campeggiare, cioè proprio, dico proprio così, cioè proprio senti nella fonetica del nome campeggiare, perché devono calcare questa loro rabbia sul fatto che tu hai il camper e loro no. E in questo caso però, attenzione, dovrei dargli ragione, perché secondo l'articolo 185 del codice della strada io sto campeggiando in quanto ho il gradino aperto e la finestra della cucina, vedi quella a sinistra, che sporge oltre il perimetro del veicolo della ricreazione. Però, come giustamente ci insegnano gli abitanti del luogo, ci sono un casino di cartelli con scritto divieto di lasciare i cani liberi, eccetera, le pienne cani liberi, e divieto di pescare e se tutti che pesca, quindi sì, almeno dove non si crea del danno. Poi con la pesca non lo so, perché sono ignorante, io credo che gli ignoranti debbano star zitti, ok? Quindi in merito alla pesca sto zitto. Però poi i cani abituati, camminano in bordo strada, non danno fastidio, non sono aggressivi, che cazzo te ne frega se il cane va in giro, perché ti caga nel campo? Che forte, guarda sta roba. Se può interessare a qualcuno, scriviti giù il numero, c'è sta casa qua a noleggio per i festini buei, cioè Capodanni. Sì, sul serio, c'è tipo Capodanni, robe strane, che vuoi andare via ubriaco, nudo, in giro per le strade. Tanto qua noi nessuno, le 4 gatti, anzi 4 cani. Mi permetto di osservare sempre il discorso della diversità. No, non è una cartolina, proprio vedo su me. Cioè guarda quella casa in tanta mona lì in alto, guardala, aspetta che adesso ritorno a metterla a fuoco.
Cioè, come cazzo fai a viverla? Cioè, adesso magari non ci vive più nessuno, ma cioè, devi andare a prenderti una roba, fare la spesa o l'acqua. Cioè, guarda te, cioè, tu investi la tua vita praticamente a camminare, tutte le tue energie, il tuo tempo a camminare per andarti a prendere magari dell'acqua o i beni di primaria necessità. E che lavoro fai? Che cazzo fai là? Cioè, non puoi neanche piantarti un campo. Misteri della montagna, mi sono sempre chiesto. Oh ragazzi, non il camper che per carità sei simpatico, guarda che ti zoomo, guarda. Sta ruspa d'epoca è fortissima. Oh, che super cavallonazzo. Sì, Rive, sì, beh. Sì, infatti, no, ancora, no, di solito accendo il video e le robe finiscono. Le pecore che giocano, anche la mia ogni tanto, come ti dicevo, il discorso del cane, che si fa l'attività fisica, anche la pecora prendeva e saltava sulle quattro zampe e correva. E beh, dovevi venire prima, no? Adesso te la attacchi in culo. Vende, sì, con ampio garage incluso. Serve copertoni? Primule. Non primule. E se muschio ti parla primula sta roba. Eh sì, perché ho appena imparato questo termine, no? E quindi devo sfoggiarlo, un po' come quando gli adolescenti, no? Iniziano a calpestare i primi territori della lingua italiana, no? Quando escono un po' dal recinto dell'abitué, tipo che volta era a parole ipocrita, era moda dell'ipocrita, ma ti ho raccontata. E tu sai che diceva ipocrita tutto, ma per qualsiasi roba, cioè te che pesti il piede, ipocrita, te la molli pa un'altra, ipocrita, te non so, te che scorresi sotto le querte, ipocrita, tutti ipocriti. E anche qua delle tane, magari se una vipera adesso viene fuori a vipera, me va su per il culo, porca miseria, aspetta, via. L'eterna regola singana, min del mio, tin del tuo, e il mio culo non sei tuo. Ecco, ti ricordo che allora siamo partiti a Schievenin, perché poi non so come gestisco i video, ok? Quindi se non hai guardato le puntate precedenti non sai dove siamo. Stiamo andando in direzione Val di Prada o Valle Prada, ok? Appennini. Diciamo che col nuvolo è relativamente impegnativo, nel senso che la fai tranquillo. Secondo me d'estate schiatti in questi posti, cioè proprio. Guarda, una natura e il suo contrasto. Instagram versus realtà. Natura incontaminata, natura contaminata dal palle a luce e dal telefono cellulare, che per carità è stesso che sto usando io per fare questi filmini, quindi vuol dire, per imparare la vita. Non sempre dire, ma tu fai così, io così, ma tu colà. Cavate un attimo a sto ego, impara a osservare e basta. Tasi su con sto desmente che sto fatto io, tu, lui, io qua, io però, ma va in culo. Osserva le cose e basta. E tasi su, osserva e tasi. Chiaro. L'albero della morte? Morto, c'è un morto. Van life di una volta. Cioè, praticamente così a stomaco vuoto, senza un spritz, senza niente, ci stiamo attraversando una montagna. Prima mattina ste robe. Che stufo, sì, qua è dove hanno fatto il film, che là c'è il sentiero là dell'inferno, e ha fatto il film Il diavolo si veste a Prada, no? Caramelli, non ne voglio più. E non sta mangiare, Dio caro, che ti viene anche il diabete? Ma io la cacca l'ho vista. Devi limitare il territorio, questa è una volpe. Quindi te cioè, sei un po' il sommelier della pipì delle volpi. Sai che senti tipo Miller che adesso ha il sommelier. Che bello questo paesino, senti con la motosega che taglia la legna. E anche qua gli scorsi arriviamo sempre più in su. Porca miseria, ormai non si vede neanche i camper perché gli sei dove latte più in giù, porco cane. Altitudine 357. Cosa? Schievenin? Sì. Qua siamo 650. Comunque ragazzi, guarda, il destino vuole. La parte che una delle cose che mi ero segnate da visitare era Malca Paoda, quando aveva un bellissimo panorama, era proprio una cosa, sai, quelle malghe epiche, no? Con i panorami fighi. Guarda che ti è caduta la baretta. Solo che cazzo, da Farini Bike a piedi è duretta. Noi da Schievenin, lì dal chiosco Schievenin alla Malga siamo esattamente al 50% di strada, cioè a metà strada, siamo proprio a metà. Adesso facciamo abbiamo camminato un'ora, ma anche ben spediti, senza soste, quindi adesso vabbè facciamo altri 100 metri, poi torniamo indietro. Comunque segnatela, Malga Paoda, o vai a vedertela su Google Maps, tanta roba. A parte che magari guarda le stradine, in camper direi decisamente no, ok? Ma in macchina tranquillo, cioè se la macchina ulti 4 vai anche in macchina, voglio dire. Sì, proprio simpatico, guarda che roba.
col porticato fuori, guarda che bello, che manca giusto un fiade edere che casca giù, guarda i tulipani, che bello, bella. Aspetta che non se fraintendemo, quello non è il punto di partenza, cioè quella è una delle piane, perché noi siamo molto più in giù, ok? Quindi se una bella camminatina tosta arriva di Malga, per carità non siamo in alta montagna, siamo in collina, direi, sì, è collina. Guarda il can che sbranaca lì, ciao Marco, ma guarda che figa sta casetta. Qua, essendo fuori nel sentiero, se va fino a Ciradon. Ti devi girare giù, parli la valle, se passa dove c'è che il pino là fuori, sotto le sabbie là, se va fuori i pini là, se sempre piano, non mi andavo a scuola una volta. Ciradon è 5 km. Non trovi traffico, no qua? Buona giornata! Grazie, Salve! Allora, no, Cancar, l'ho trovata io, quindi porterà fortuna a me e non a Marco Caldogno. Si diceva, ovviamente è una leggenda, però bambini, si diceva che te fa male che lei spunciotti in semenia, che chi trovava una coccinella rossa avrebbe avuto fortuna, perché la coccinella rossa, come il quadrifoglio, porta fortuna. Ovviamente se tutte stronzaie, però è carino come si racconta il Babbo Natale, la fatina dei denti, eccetera, eccetera. Inventare queste storielline, no? Di appignata all'arcobaleno, a coccinella, il quadrifoglio, eccetera, eccetera. Vivi la vita più romanticamente, ha più gusto. Giustamente l'intelligenza a fare delle mega camminate con le scarpe nuove, cioè i piedi, fa malissimo, le caviglie e tutto, Dio caro. Guarda che posti, te porta a Singano. Dio, Singano, guarda che posti, Oh, guarda che misteri. Io ho detto, guarda che le Singano, guarda, sappiamo le macchine, vedi tu? Cheers! Con musica froccia sotto, Dio caro. Va bene, non essere un canale omofobo. Eccola là, va da tuo amico, dai. Dica ciao a tuo amico. Quanti amici. Che stupido. Quanti amici. Quanti amici. Vai, ciao. 14 anni e mezzo. Cara. Cosa relativamente importante, ragazzuoli, è che lo spritz qua viene 2,50. Cosa significa? Non che lo paghi meno, che ti puoi fare felicemente 3-4 giri senza sentirti fregato, no? Come in Toscana che abbiamo pagato 6 euro spritz bianco. Sapete che ultimamente anche il Trebbi Meteo perde colpi, sta qua serie a pioggia e cattiveria, ok? Guarda la vecchia a volte, lei mi si ricorda che la Rei è piena di energia, che la spompa e non la caga più, non la guarda neanche, la evita perché dice dopo questa mi fa stancare. Poveri vecchi. Fai il balletto! Ecco. Sì, esatto. Allora adesso stiamo decidendo, io prenderei il primo, il baracca, pane con farina di canapa, formaggio morlacco, al posto del pastin c'è l'hamburger e salsa di tartufo. Questo è un panino, io seguirei sempre l'antica legge albanica, che è che la felicità è un bicchiere di vino con un panino. Io volevo ciavarmi un quartino, però se Albano dice che a felicità c'è un bicchiere di vino, mi tocca ciare un bicchiere al posto di un quartino, casomai dopo c'ho un'altra volta un bicchiere, così fa un'altra volta la felicità. Ti te dice sì, ok, ma dopo bicchieri c'è un quartino, non so, voglio spiegare al Albano, scrive che l'anca a pagina Facebook, scrive che è questo discorso qua. No, aspetta che era curioso, no, la rullottina privé, bellissima sta roba, la rullottina da Pincio, che bella no, sì, ma guarda ragazzi che mega finestrone, Questa è proprio una bella dinetta. porca puttana, ma che roba, è tanto da Pincio sta roba, guarda che roba, bellissimo. Cos'è? Guarda Tutto che questo entusiasmo immotivato, le spritz, in Veneto funziona così, te c'avi 3-4 spritz e dai l'entusiasmo. E neanche la doccia. È vero? Ma non è proprio no, Pinzo. Televisione. Oh, insomma, guarda qua, vieni con me. Televisione. Luci stratosferiche là. A casa sconta, divanetto da Pinzo, dinetto da Pinzo. E quando ha finito di pinzare, manca prima serie meglio, te fa la doccia, tu capivo? Ma guardati che storia, a rullotto da Pinzo. No, ok, adesso devo ordinare, ma voglio capire sta roba. C'è tutta sta tecnologia, cioè non ho capito, se tu ordini il panino ti danno ste robe col GPS. Esatto, sì. Ma perché? Perché come il parco è grande, potremmo essere lontani di là. Ho capito. Si chiamano e ci arrivano, vedi. 1 o 2. No, che robe assurde. Ecco guarda qua. Te la spaccare, via, scampa.
via. A un certo punto di me fa, scusa ma è tuo il cane? Gliela Emmy dentro in cucina, che cazzo è entrata? È andata adesso, cane merda, ma che roba! Ecco, avete il cibo. È una roba incredibile. Cioè, guarda che io oggi, no, sta Dario, te si finito, t'ha finito e viva. No, fidate, no. E merenda. Ma sparire un nuovo cane, l'Elena è una roba incredibile. Ma, oh, non è che scherziamo, ma ci rendiamo conto di che razza di finestra sta roulotte? Cioè, scusa un attimo, aspetta che mi casca tutto qua. Cioè, renditi conto, ok? Dimmi ti sei normale? Cioè, trovate mai in un bel posto panoramico, eccetera, guarda che razza di vista che t'ha. Ma di qua neve fuori, metti dentro al calduccio. Guarda che razza di finestrone. Vai, scommetto su quell'arancione, perché quel scuro le vecchio di Ucciutu. Mi piace perché sono venuti qua, no? A dire che sì, no, bisogna documentarlo, ragazzi, che adesso va bene, dopo in stagione giustamente i camper devono andare per l'area camper a pagamento e io giustamente, guarda che ho detto una cosa giusta, io ho risposto va benissimo, allora fuori stagione vi paghiamo un disastro di spritz, panini, vini e birre e in stagione andiamo a spendere i soldi da un'altra parte? Che cazzo. Il mio pagliaccio di cane che è andato a controllare, ma lei Miller e a Laura gli devo fare la recensione della roulotte da Pincio, veda se viene fuori un altro ciano qua. Guarda qua, altro che alde, webasto eccetera, riscaldato a pinciamento perché te fa il funfatamento, te fiati eccetera, come insegna Titanic, no? Ti ricordi tu? Con Leonardo DiCaprio e che altra uia era dentro la macchina di funfatar che si impanea tutta, ti ricordi tu? E che là era il famoso riscaldamento a fiato. Mamma mia, mai fare ste robe da imbriaco, non era più buono di venire basso, che brutte esperienze. Comunque, vedi tu, è il pro di avere amici alti. A parte quello, ma muovi i muscoli tipo i cervicali che prima non muovevi perché spunte. Sì, no, tu capivo. E li salutare. Che bella giornata, tutto molto bello. Però vedi il discorso della cameriera che è venuta lì a dirci questa cosa ci ha fatto avvelenare il sangue perché siamo stati clienti che ti avevano portato più soldi, abbiamo fatto vari giri di spritz, ti abbiamo preso tutti i panini, le birre, i vini, i caffè, gli amari e tutto quanto. Cioè, abbiamo speso più di tutta la clientela che hai avuto durante la giornata e vieni a romperci il cazzo per i camper. Cioè, capisci che ci indispettisce sta roba. Dopo, ovviamente, come le ho detto, la prossima volta andiamo a spendere da un'altra parte. Ma è chiaro? Cioè, io devo spendere i soldi per avere rotture di cazzo, no? Io spendo i soldi, e tanti anche, per star bene. Imparate, ragazzi, imparate. Cioè, quello che voglio dire è che ce la siamo veramente presa. È che ci vedi, non siamo degli zingari che veniamo qua per rubare. Siamo dei clienti che consumano più di tutti gli altri perché siamo degli alcolizzati di merda e dei ciccioni di merda. Quindi ti portiamo un sacco di soldi, cazzo, spendiamo il quadruplo di tutti gli altri e nonostante questo viene a romperci i coglioni per il camper. No, proprio delusissimi. Magari posso sembrare esagerato, ma siccome io ho fatto tanti anni di barman e camerieri, locali molto eleganti sia in Italia che all'estero, il fatto di indispettire il cliente per me è una cosa impensabile, cioè la professionalità di uno che lavora nel settore del turismo, della ristorazione è il far sentire il cliente a proprio agio, regalargli una bella esperienza, non rovinargliela. Qui me l'hai rovinata. Cioè io stavo così bene, ti stavo spendendo un disastro di soldi e tu vieni là a dirmi che la prossima volta non dobbiamo... Ma cazzo, dimmelo casomai la prossima volta, cosa vieni già a rompere le palle in anticipo? Cioè veramente ci ha rovinato tutta la giornata. Questo significa non essere assolutamente professionali. Questa cosa veramente ci è dispiaciuta molto. Anche perché, ripeto, siamo stati quelli che veramente ha speso più di tutti. Stavo pensando, invece di fare il pisolino come stanno facendo gli altri, che a me piace pensare, che dopo quello che abbiamo provato a fare di Salico, che abbiamo visto proprio, no, se ti ricordi una puntata precedente in questa, adesso non so come combini i video, cosa è successo chiamando le forze dell'ordine, tra parentesi un cazzo, quando ero circondato dagli zingari, che effettivamente a questo camper potrà avere le batterie al litio, potrà avere il frigo compressore, tutto l'inverter, tutto quel cazzo che vuoi, ma gli manca un qualcosa di difesa. C'ho il manganello, ma mi rendo conto che non è sufficiente. Ho
fatto qualche anno magari di palestra, box, judo in passato, eccetera, ma non è sufficiente. Ci vorrebbe qualcosa, adesso non so, la pistola ci vuole il porto d'armi, però qualcosa non per uccidere le persone, ma forse qualche coltello da piantarne le gambe, eccetera, perché veramente io vedo che mi ritrovo solo nel mondo. Non esiste la legge, non esiste la giustizia, non esiste niente. Questo l'ho toccato con mano. Io mai avrei pensato di dire quello che sto dicendo ora, però purtroppo è la verità. È stato provato, sperimentato, ok? Quindi se io mi dovessi ritrovare circondato da qualcuno che mi pianta il coltello, magari 2 o 3 persone, mi dice dammi i soldi, dammi il camper col cane dentro, eccetera, hai capito? Devo trovare il modo di difendermi, ok? Quindi capisco che ora come ora questo camper non va bene, un manganello non è sufficiente, qualche coltello non è sufficiente, ci vorrebbe, non so, dicono le pistole al peperoncino, non lo so. Io se fossi in America avrei una mitraglietta, gli sparerei nelle gambe a tutti. Io mai ucciderei qualcuno, per carità, è assolutamente contro la mia morale, però sparare nelle gambe, quello sì. Io sparerei veramente volentieri nelle gambe a tantissime persone, hai capito? Per legittima difesa, per carità, ben si intenda. Non è polemica, è solo una riflessione a voce alta. Sai, come quando ti dico non è bello presentarsi dai clienti con magari la vernice scrostata, eccetera, voglio riverniciare il camper. È uguale, c'è questo problema che ho avuto del fatto di magari di essere circondato da delinquenti, eccetera, e le forze dell'ordine non esistono. Le forze dell'ordine servono solo a torturare il cittadino, a succhiargli il sangue con le multe dei parcheggi e quelle cose lì, ma per difenderlo, abbiamo visto, non esiste. I carabinieri di Farra di Soligo sono stati chiamati, sono arrivati dopo un'ora e non si sono fermati minimamente. Ripeto, probabilmente sono usciti per segnare che sono usciti, perché loro hanno l'obbligo di uscire, ma non si sono fermati. Io sono stato 1 ora e mezza, 2 a aspettarli. Dopodiché alle 3 di notte così sono preso e sono andato via, hai capito? Quindi io non capisco che mafia c'è all'interno dei carabinieri di Farra di Soligo, però questi sono i fatti, hai capito? Io sulla base dei fatti devo pensare a un'eventualità in cui magari c'è il bambino dentro o il cane e mi devo difendere il bambino o il cane, hai capito? Vabbè, detto questo, si accettano consigli per qualche arma di difesa facile da reperire e funzionale, efficace, hai capito? Perché, ripeto, un conto è mettersi contro una persona, massimo 2, ma in 3 sono solo parole, sono solo chiacchiere, ok? A me piaceva fare certe cose, sport, eccetera, ma ti assicuro che con 3 persone cambia tutto, 3 persone sono troppe. Ma andiamo a impestare le ultime parole famose. Ragazzi, ci buttiamo giù mezz'ora, Dio caro, le ore è cena. Chi 4 glebani, porca troia. Ah sì, perché bello lo spiazzetto. Prima non siamo stati nello spiazzetto, guarda che bello, guarda 360 gradi. Cioè guardami in più che altro, perché la mia bellezza si spalma sull'ambiente circostante. È roba matematica. E lui sta puntando sul sale. Aspetta, lenti sti momenti che mi sente tipo il gabbiano, quelli a sirenetta, il coccai che fa a serenata, no? Qui era in barca chi doveva limonarsi e era timidi, no? E ora che pensi a lui, attento, e fa così. Wow, 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 wow. Non sta succedendo assolutamente niente. Non ci resta che un giorno di tempo e quel ragazzo non si decide a baciarla. E va bene, ora ci penso io. Qui ci vuole una bella cantatina romantica di incoraggiamento. Lago! Oh, qualcuno dovrebbe cercare di mettere fine alle sofferenze di quella povera bestia. Povero me, sono circondato da dilettanti. Vedi tu come Zavaravara, come gli fa il cuore, vedi tu che tacca a salire l'ormone, il romanticismo. Wow, 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 wow. Ancora no, eh? Sì che Elton John sta a Medrio, vuoi dire, senti che robe che te fai, ancora lui si basa. Ma baseve se no la gente crede che non so buono cantare. Una roccia non si vede, c'è Dopo pranzo, solito discorso. Ragazzi, se buttate su mezz'ora? Sì, dai. Buon, pronti adesso. Adesso partiamo col sole che stocca, che spaga il piede e ne farsi un bel giro. Ragazzi, ne fare un giro? Sì, dai che c'è appena adesso, ne fare un giro da qualche parte. Ne veda un fiato di natura.
4 e vemos a secare. E la sera a casa di Francesco si vede anche il mare. No, che Marvo tu veda, sei entreviso. No? Ma io normale no, perché se io passare per stupido, io normale staremo qua, guarda. Cosa credito a essere figo solo cattivo? E cosa ti dai? Un sconto. Sono curiosa, un sconto per cosa? Qualche babaro. No, a me mi dà 3 euro l'ora. Mi capisce qualcosa ai computer? Per risolvere il problema che aveva un modulo a volta e vedi quello che non funziona. Areo, agua catasal me homo. Pensi, capo. Piacere, mi e ti andaremo d'accordo. Mi raccomando, segui bene stage qua un posto teocati. Ah, a proposito, ti serve per caso di buoni sconto qualche babaro? No, ti sarà Nicolaio, i spaghi rossi, se sbagli sempre! Guarda, puoi preparare un piatto giapponese per eccellenza! Pan biscotto o cuocciuppa? Ma non sei veronese, riprova! Bollito con la pera? E cosa hai fatto, Ramon? Risi e bisi? Dirti le robettine, come darghe in testa a uno che caga! Oh, insomma, è solo un mese che sono qui. 2 mesi! Passami la cottola. Ciao! Questa è una cottola! Ciao Mora! Oh, Leona! Siete ranci da soia! Questa è la porzione della Marilena per 2 persone. Buono, cazzo. No, aspetta, no, questo è importante. Noi vorremmo fare il tutorial non su come cosare la pasta asciutta, ma su come cosare la pasta asciutta durante la van life. Cioè, chiedo robe completamente... Cosa. Esatto, ok, quindi abbiamo il maestro Francesco che ora ci spiega il tutto. Semplicemente Molto bene. non è difficile il corso, però... Ma ste che dice così dopo non si fa scaita a dire che è difficilissimo. Però noi vi spieghiamo, cioè te siamo fiapi commerciali. Sto facendo un tutorial. Cioè non è semplice, Allora, nulla è semplice. Prima di tutto bisogna avere a disposizione una teccia di pasta. Ok. Per 2. Non so se è per 2. Questa è una teccia di pasta per 2. Ok. Parla italiano perché ci ascoltano anche gli italiani. Sì, beh, ma teccia è Bisogna latino. avere una pentola per 2. Dopodiché bisogna versare la pasta asciutta, prenderla, metterla su un piatto, fondo. Ma come? Perché non tutti è buoni a fare a van life, quindi bisogna dare un colpo di tosse, sparsa un fiacco vidi in giro, Esatto. Ok, si ah, mette così la questo pasta. movimento pelvico così. Esatto, Ok. l'importante bisogna avere anche una forchetta per mangiare, perché se no non si può mangiare. Il tutorial era su come versare la pasta sul piatto, non come mangiare la pasta sul piatto. Sì, durante a van life Durante però, la van life, sì. perché no, l'emozione, perché giustamente avremo adesso anche al pubblico vasto. Quando che si fa un tutorial sì. la prima volta È sempre- è anche difficile. Comunque alla fine il piatto risulta essere così, Poco ragù. Ok. con un bel aspetto di ragù, penne al ragù, ok, e dopo basta. No, è un piccolo dettaglio, non vorrei essere puntiglioso e rompicoglioni. Per fare a van life, quindi bisogna avere anche un'altra roba. È il van? Sì, o un camper, un van. Un cioè, camper, sì. in questo caso noi abbiamo un camper perché siamo... Quindi sì, non è che uno fa così le a posto, no, tanga da impeguate, fate rate, c'è un camper, insomma, a pasta asciutta 50.000 euro qua, Zingaro, voglio vivere come te, andare dove mi pare, non come me. E quando trovi uno spiazzo nella città, montare la giostra e il disco di un anno fa. Zingaro, senti l'ossido di che sa, attento a non ammalarti di civiltà. Tua moglie col parrucchiere e quel che vuoi, la scuola ti prende i figli e non son più tuoi. Zingaro, dente d'oro dell'Ungheria, un piatto dei tuoi fagioli che vuoi che sia. La notte io dormo al fuoco se tocca a me, ma Zingaro voglio vivere come te. Abito là, ma vengo via, costa l'enormità, poi non c'è più poesia. Lei su di me pesa di più di tutta la neve che negli anni avrai visto tu. Zingaro, voglio vivere come te, oh Zingaro, voglio vivere come te, oh Zingaro, voglio vivere come te, oh Zingaro, voglio vivere come te. Zingaro, quel seno a Luna Park, e quello era il tirosegno degli occhi miei. Mia madre diceva Zingaro finirai, e adesso che sono Zingaro ha vinto lei. Sento che va, sento che va, delle frittelle e fumo, ecco la libertà. Vento che va, non sono una Ferrari, eppure sento che va.
nella città, montare la giostra il disco di un anno fa.